Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Il solo posizionamento di videocamere, poste la scorsa estate agli ingressi della zona a traffico limitato della città murata, ha avuto l'effetto di una valanga di multe precipitata sugli incauti automobilisti. Le circa 8.000 sanzioni amministrative hanno sorpreso la stessa amministrazione comunale che, a dire il vero, voleva soltanto frenare il malcostume di alcuni automobilisti che spostavano le transenne per entrare nella zona a traffico limitato. Auto che parcheggiavano o transitavano a velocità sostenuta per un centro storico, causando pericoli ai pedoni. Quest'anno hanno migliorato la segnaletica con l'introduzione di una segnaletica semaforica. Rosso non si può passare, verde puoi entrare. Eppure, la parola all'assessore alla sicurezza di Montagnana, Marco Favero. Io ritengo opportuno partire da una precisazione. La ZTL a Montagnana è in piedi dal 1993, non è il secondo anno. È il secondo anno che ci siamo avvalsi di una strumentazione tecnologica per il rilievo delle sanzioni. È una precisazione opportuna perché si è posta come necessario il ricorrere ad un intervento della tecnologia per il fatto che la ZTL non veniva rispettata. Abbiamo ritenuto opportuno inserire in più, rispetto alla cartellonistica già esistente, dei LED che daranno indicazione di verde con la freccia aperto quando la ZTL è spenta, quindi si può accedere, rossa con X rossa scritto chiuso quando invece la ZTL è attiva e pertanto non si può entrare. Ci troviamo di fronte ad un tipo di segnaletica stradale che non fa parte della solita segnaletica stradale, qui ci troviamo di fronte ad uno stop, a un obbligo dalla precedenza. Tuttavia è esistente, esistono in gran parte delle città storiche, non possiamo farne a meno e questa è la realtà delle cose. Il periodo rimane sempre lo stesso, siamo sempre dal 1° maggio ufficialmente al 30 di settembre. Quest'anno però, a fronte di un piccolo problema che si era determinato con il LED, l'abbiamo fatta partire dal 16. La telecamera è solo una telecamera di controllo della ZTL, non è una telecamera di videosorveglianza innanzitutto, e questo è bene specificarlo, che si distinguono dalle telecamere di videosorveglianza che abbiamo in centro storico, ma sono due cose separate e distinte anche da un punto di vista strumentale. Sono telecamere che entrano in funzione alle ore 21 della sera e staccano alle ore 1. Non escluderei la possibilità di portarla anche alle 2 io, ma questa è un'opinione personale. Per quale motivo? A volte si verifica questa situazione di un locale che fino alle 2 è aperto, perché stiamo parlando di estate, e estate è, però dall'1 le macchine iniziano ad entrare, giustamente. Quindi io vorrò un po' confrontarmi con la giunta, con i colleghi di giunta e con il sindaco per vedere se per l'anno prossimo ci possa essere anche l'eventualità di portarle alle 2, ma ad ora è al vaglio, è semplicemente un confronto. È bene porre un'altra precisazione: il LED è uno strumento aggiuntivo. Se dovesse accadere che un LED si dovesse spegnere, ciò non comporta che la macchina entrando non è sanzionabile, è entrata in ZTL, ha violato una normativa del codice della strada, è comunque sanzionabile. Come mai le notifiche sono arrivate in ritardo, più o meno al limite del periodo concesso per fare i ricorsi? Questo purtroppo sì, giustamente ci sono state in ritardo nelle notifiche di sanzioni, dovuto ad un problema che si era determinato al sistema. È vero, siamo comunque rimasti dentro nei termini e quelle che sono state mandate oltre i termini o non sono state mandate o sono state subito annullate. Anzi, talvolta sono io come assessorato che invito un cittadino, laddove gli dovesse giungere una multa, una sanzione al di là dei 150 giorni, di rivolgersi in comando. Un'altra cosa ritengo opportuno dire, ci siamo informati, o meglio ci siamo confrontati ad esempio con alcuni servizi pubblici e attività del centro storico che mi sottolineavano una problematica che poteva essere legata ad esempio ad un allarme che suona di notte. Ecco, in questi casi è vero, non è una giustificazione valida, ma si può venire in comando, ci si può confrontare, non viviamo a Milano dove non ci si conosce, la nostra è una realtà tutto sommato piccola, le aziende del centro storico le conosciamo, sappiamo quali problematiche possono avere, pertanto se uno ha un problema di questo genere ci confrontiamo e se ne può parlare. Altra questione su cui veramente invece non voglio transigere è la gestione dei pass per i portatori di handicap. Purtroppo la normativa, o per fortuna la normativa prevede questo, che il pass di portatore di handicap è associato alla persona e non al mezzo. Cosa accade? Accade che purtroppo, e di questo poi ne paga chi ne fa un uso legittimo del pass,
ci sono stati dei casi di persone che lo usano e lo prestano sostanzialmente a chiunque. Ecco, io qui mi rifaccio un po' alla coscienza, al senso civico della gente di non ricorrere a questi mezzi per queste strumentazioni.